Vaticano e Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana iniziamo parlando dell'appello alla preghiera per la pace, lanciato da Papa Leone XIV e accolto dalla Chiesa di tutto il mondo, ma non solo dalla Chiesa cattolica, lo vedremo fra poco. Ora concentriamoci sul tempo di preghiera del Santo Rosario, con il quale il Vescovo della diocesi di Chiavari, Gianpio De Vasini, ha radunato i fedeli chiavaresi e del territorio della diocesi in cattedrale. Vediamo. Sono 56 conflitti che in 92 paesi del mondo hanno seminato morte e distruzione nel corso del 2024, fomentando l'odio e il rischio di un conflitto mondiale. Lo ha ricordato il Vescovo Gianpio De Vasini in apertura del momento di preghiera in cattedrale a Chiavari, convocato per invocare il dono della pace. Le trattative in atto tra Israele e Hamas inducono ad una moderata speranza per la fine degli attacchi che negli ultimi mesi hanno attirato maggiormente l'attenzione per la particolare crudeltà e il numero delle vittime. Monsignor De Vasini ha ripercorso i 2 anni di scontri in Terra Santa e dinanzi al cammino di pacificazione intrapreso tra le parti ha messo in guardia da 2 possibili derive. Il cancro dell'antisemitismo e l'attribuzione agli ebrei in quanto tali della responsabilità di ciò che è accaduto fino ad oggi a Gaza. Lo sappiamo che non è così. L'invito del Vescovo è quello di invocare il dono della pace passando attraverso la conversione dei cuori, quelli dei potenti della terra che continuano a permettere massacri terrificanti in virtù di interesse di carattere economico, quelli di ciascuno di noi chiamati ad essere segno di pace e di speranza. Conversione che è volontà di dialogo, conversione che è volontà di non dominio sull'altro, singolo o nazione che sia. Cari fratelli e sorelle, siccome la fede cristiana è una fede chiamata ad incarnarsi, pena il suo snaturarsi, pena il suo diventare inconsistente. Il nostro incontro si fa preghiera, ma si fa anche occasione di mobilitazione delle coscienze contro tutti i conflitti che continuano ad insanguinare la casa comune, a cominciare dal conflitto Russia-Ucraina. E come dicevamo, l'invito a pregare per la pace è stato raccolto in un cammino che dura ormai da diverso tempo dalle diverse confessioni religiose presenti sul territorio del Levante della Liguria. Il momento che ha visto insieme persone di diverse religioni ha avuto un titolo quanto mai significativo: Costruiamo insieme la pace. Si è tenuto all'Auditorium San Francesco di Chiavari ed è stato voluto e organizzato dalla tavola interreligiosa e interculturale chiavarese. Era presente anche il Vescovo, vediamo. Custodire la speranza nella pace in un momento in cui morti, sofferenze e conflitti riempiono le pagine di attualità di tutti i giornali, la tavola interreligiosa e interculturale di Chiavari si è raccolta per invocare il dono della pace in tutto il mondo. Abbiamo deciso insieme di organizzare proprio per la pace e per il momento attuale che l'umanità sta vivendo piuttosto forte. Siamo in un contesto globale di 57-59 guerre, quindi abbastanza critico, e dove è importante che ognuno possa portare il suo appoggio e il suo supporto per la pace. Abbiamo deciso insieme alla religione buddista, cattolica, evangelica e musulmana di creare questo evento. Vuole essere un evento aggregativo, in una pace comune per tutta l'umanità, che voglia stimolare principalmente le persone a fare qualcosa per la pace, a creare un'azione, non solo dei pensieri, ma delle riflessioni che stimolino una presa di coscienza e di azione per la pace. Questo incontro di oggi è molto importante per la missionarietà, ma mi viene anche da dire è importante per la vita.
perché in questo momento si avverte più che mai il bisogno del dialogo, dell'incontrarsi, del conoscersi tra culture, e quindi mi sembra veramente una cosa molto bella questa giornata dove ogni gruppo metterà in scena un qualche cosa proprio tipico del proprio essere. Quindi diciamo che i valori fondanti della dignità della persona, della giustizia vengono valorizzati. Sì, diciamo che il filo conduttore di questa giornata di oggi è la regola aurea. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, o fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Norma che in declinazioni diverse è presente in tutte le confessioni, dalle grandi religioni monoteiste agli animisti, e quindi quello è una base sul quale lavorare. Costruiamo insieme la pace è il titolo dell'incontro che si è tenuto all'Auditorium San Francesco, al quale hanno partecipato la fede cattolica, battista, musulmana, buddista, Soka Gakkai e Bahá'í. È una iniziativa che parte dai momenti di preghiera che abbiamo realizzato l'anno scorso e quest'anno anche per la pace in Ucraina e per la pace in Palestina. Dunque è anche questo giorno così felice della realizzazione di un sogno per il cessate il fuoco in Gaza. Quindi un obiettivo condiviso da tutti per la realizzazione di questa pace. È veramente un obiettivo che tutte le religioni, tutti gli uomini e donne di buona volontà devono avere come prioritario: portare la pace, portare anche un messaggio di rispetto della dignità, della giustizia e dei diritti di tutti i popoli, come il popolo palestinese che ha il diritto ad avere il proprio Stato. Siamo stati promotori insieme con le altre confessioni di questo tavolo interreligioso, ed è una cosa a cui tengo moltissimo perché è proprio il futuro, quindi unirsi con l'unico scopo della pace è proprio la cosa più importante, una pace che parte dalle persone, quindi che parte dal basso. Quindi c'è anche un interscambio culturale, oltre che religioso, di valori. Esatto, ed è bellissima questa cosa perché impariamo un sacco di cose e ci sono anche delle situazioni molto divertenti, molto curiose, è veramente una grande ricchezza questo scambio, proprio grande. Tutte le iniziative che cercano la pace, la condivisione, la fraternità, l'amicizia, la comunità musulmana l'appoggia e partecipa, perché è un dovere umano, soprattutto in questi tempi che ne abbiamo bisogno di essere uniti, di essere dalla parte della pace e della condivisione, perché la fede aiuta sempre a stare meglio, la fede aiuta sempre a scegliere la strada dell'amicizia, della fraternità, dell'amore, quindi la fede aiuta tanto e noi dobbiamo essere aggrappati alla qualsiasi fede che ci indica, ci appoggia in questa strada della pace. Presente all'evento anche il vescovo Giampio De Vasini, che ha sottolineato come la guerra produca disumanità, mentre il dialogo apre orizzonti nuove, abbatte pregiudizi e fa maturare la propria identità. E questo nostro incontro vuole essere proprio questo: la posa di un piccolo mattone nella costruzione del grande edificio della pace, per poter restare umani. Un cammino per diventare artigiani di pace da effettuare insieme, rispettando la fede e la cultura di ogni essere umano. Con il 2025 si apre il secondo triennio formativo della Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Chiavari. Quest'anno gli incontri sono stati in parte rimodulati, soprattutto per quanto riguarda la parte formale, perché ci sarà un tempo di ascolto ma anche un tempo di laboratorio che permetterà di rielaborare i contenuti proposti con il contributo di tutti i partecipanti. A dare avvio alle lezioni di quest'anno Don Matteo Crimella, con l'intervento che lo ha preceduto del Vescovo Giampio. Vediamo.
Accogliere la parola di Dio che lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido e sana ciò che è rigido, riprendono gli appuntamenti della Scuola di Formazione Teologica e la Scuola del Clero della Diocesi di Chiavari. Filo rosso di quest'anno, viste le sfide del tempo presente, è nelle ferite del mondo. Per affrontare il tema delle ferite sociali, esistenziali, culturali e teologiche si è aperto ufficialmente il secondo triennio formativo nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari con un intervento di Don Matteo Crimella, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica di Milano, che ha parlato delle pieghe e dei significati del Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo nasce su una duplice marginalità. La comunità di Matteo è una comunità che è marginale alla comunità ebraica da cui proviene. I cristiani di Matteo sono tutti ebrei che si sono convertiti a Gesù, che credono in Gesù e quindi sono rifiutati dalla sinagoga, e dall'altra parte marginale rispetto alla grande chiesa, la chiesa che ormai era formata sostanzialmente da persone che venivano dal paganesimo. Questa comunità si trova davvero fra l'incudine e il martello, da una parte letteralmente cacciata dagli ebrei, dall'altra parte sospettata proprio perché giudeo-cristiana da parte dei cristiani che venivano dalla gentilità. La grandezza di Matteo è che prende queste due marginalità non come dei limiti ma come delle chance, e quindi ricorda alla Chiesa di sempre come da una parte non possiamo capire Gesù senza la radice ebraica e dall'altra parte la destinazione del Vangelo è proprio a tutte le genti. A partire da qui 4 momenti dove si vede chiaramente la frattura della storia. Il primo momento è proprio la pagina finale dove l'Evangelista racconta che si trovano 11 discepoli e questi, quando vedono il risorto, si prostrano ma dubitano. Perché? Perché c'è stata una ferita, la ferita di Giuda, la ferita del tradimento. Quindi questo è un gruppo ferito che porta i segni di un tradimento, di un'apostasia, di uno che ha lasciato. E poi appunto di fronte alla grandezza del risorto che si presenta loro dubitano, cioè sono presi da un dubbio se sia davvero lui o meno. E stupisce questa cosa perché noi ci aspetteremo che al finale tutto sia assolutamente compiuto, tutti siano credenti perfetti e così via. Non è così. La fede porta il segno della ferita, porta il segno del dubbio, porta il segno di domande aperte. Qual è la grandezza? È che a gente simile il Signore comunica la missione di annunziare il Vangelo a tutto il mondo. Non cerca appunto personaggi formatissimi, perfetti, che non abbiano nessun dubbio, ma persone che portando le loro ferite però annunciano la potenza che viene dal risorto, non tanto da loro, ma appunto da colui che ha vinto la morte e che è con loro fino alla fine dei giorni. Ad introdurre l'incontro il vescovo Giampio De Vasini. Le ferite possono trasformarsi in opportunità di crescita individuale e comunitaria, possono trasformarsi in fonti di speranza, e la via, secondo me, è la misericordia. La proposta di quest'anno si articola in 3 prospettive: gli incontri in presenza del lunedì in seminario dalle 18 alle 23 con cena condivisa, gli appuntamenti online del mercoledì e i fuori scuola, momenti di approfondimento dedicati a tematiche specifiche proposte dalle varie realtà diocesane. Il tema che ci accompagnerà durante tutto l'anno è quello del titolo che noi abbiamo dato a questa edizione del 2025 e del 2026, ovvero Nelle ferite del mondo. Andremo a capire insieme che cosa ferisce oggi il mondo, quali sono i segni che queste ferite lasciano su di noi e come è possibile anche guarire. Ci sono alcune novità rispetto all'anno scorso. Intanto abbiamo reso un pochino più leggero l'organizzazione dei corsi durante la settimana. Avremo 2 incontri in presenza tutti i lunedì e 2 incontri online al mercoledì. Spazieremo affrontando tematiche molto diverse, sempre di grande attualità. Parleremo di Medio Oriente, parleremo di intelligenza artificiale e di tante tematiche che riguardano la vita di ciascuno di noi, dando la possibilità
a chi parteciperà ai nostri incontri di rileggere tutto il contenuto che gli esperti che abbiamo invitato verranno a discutere con noi alla luce della propria fede. Trovate chiaramente sul nostro libricino che trovate sia in forma digitale sul nostro sito che in forma fisica venendo ai nostri incontri. Abbiamo diversi professori universitari come per esempio Antonio Varsori, che è ordinario di Storia e Relazioni Internazionali all'Università di Padova, così come ci sono alcune figure note del mondo anche della politica e del mondo della Chiesa. Compie 20 anni la missione interdiocesana della diocesi di Santa Clara a Cuba, sostenuta dalle 3 diocesi di Genova, Chiavari e Savona. In questi giorni il vescovo di Santa Clara, Monsignor Marcelo Arturo González Amadosta, si trova proprio nella nostra regione per una serie di incontri a contatto con le comunità che sostengono la missione interdiocesana. È stato anche nella nostra diocesi, vediamo. Cuba duele, pero vive con esperanza. Lo riassumo in una espressione: Cuba soffre, però vive con speranza. Cuba fa male al cuore di chi vede i cambi che non si possono coltivare. Fa male per l'economia destinata a non ingranare mai. Fa male al cuore di chi percepisce la struttura sociale fortemente danneggiata sotto il profilo della famiglia, del lavoro e dell'educazione. In mezzo al dolore e alla sofferenza, la soluzione che si trova è quella di emigrare. Si stima che in 2 anni siano andate via 1,5 milioni di persone alla ricerca di un luogo dove poter vivere e realizzarsi come persone. È una sintesi realistica e lucida quella che il vescovo di Santa Clara Arturo ha proposto all'affollata assemblea che lo ha accolto in diocesi a Lavagna nel ventennale dell'inizio della missione interdiocesana, che ha visto alternarsi a servizio delle comunità e dei più poveri sacerdoti di Chiavari, Genova e Savona. I cubani soffrono, ma non perdono la speranza in un domani migliore, soprattutto se hanno la fede. Il lavoro della Chiesa inizia con l'ABC dell'annuncio, ha ricordato il vescovo, perché la propaganda e l'ideologia hanno formato intere generazioni all'ateismo. Quello che ha sostenuto la fede del popolo in questa situazione sono stati la devozione al Sacro Cuore di Gesù e alla Virgen della Carità, della patrona di Cuba, 2 elementi fondamentali nella vita delle persone, anche di quelle che non frequentano la Chiesa. E il servizio dei sacerdoti è importante perché crea comunità, un servizio iniziato quando il vescovo Alberto Tanasini e il cardinale Bertone chiesero la disponibilità a partire al genovese Don Marino Poggi e a Don Federico Tavella, che al termine della serata ha ringraziato il vescovo Arturo per la paternità e i cubani per la semplicità e la familiarità della fede. Mi ha insegnato l'esperienza a Cuba: prima di insegnare bisogna imparare. Io sono arrivato là un po' con la presunzione di dire so tutto io, invece ho dovuto imparare che prima di dover insegnare qualcosa devi farti discepolo. Fare il prete a Cuba è stato ricercare un po' l'essenzialità della vita cristiana. Mi hanno insegnato la semplicità e affrontare la vita con passione. E ricordiamo che domenica prossima, 19 ottobre, giornata missionaria mondiale, alle 16 nella cattedrale genovese di San Lorenzo, padre Marco Tasca e Monsignor Arturo celebreranno la Santa Messa di ringraziamento del 20° anniversario della missione interdiocesana nella diocesi di Santa Clara a Cuba. L'Opera Diocesana Madonna dei Bambini, il Villaggio del Ragazzo, ha compiuto quest'anno 79 anni e, come è ormai tradizione, ha celebrato questo anniversario con un pranzo condiviso con gli operatori, con i lavoratori e le lavoratrici e le persone amiche del Villaggio del Ragazzo, ma anche con gli ospiti che lo frequentano. Il pranzo si è tenuto al centro Franco Chiarella di San Pier di Canne e prima c'è stata la messa nella chiesa parrocchiale. Prende
prendersi cura delle marginalità dei tanti ragazzi e ragazze bisognosi di sostegno, aiuto, accettazione e amore è l'obiettivo portato avanti da 79 anni dal Villaggio del Ragazzo e in occasione di questa giornata speciale si è tenuta al centro Franco Chiarella di Chiavari una grande festa che ha visto protagonisti, ospiti, operatori, volontari e sostenitori. Sono contenta che questa festa del villaggio venga festeggiata al centro Chiarella perché è un po' il centro che si occupa dei prediletti, che sono un po' quelli, sono i senza tetto, sono i pazienti psichiatrici, sono i tossicodipendenti, quindi è un segno secondo me importante. Questo posto è un posto che richiede tanto amore. Devi entrare qui dentro sapendo che la prima cosa che devi fare è veramente voler bene alle persone che sono qua, con il proprio ruolo, con la propria funzione, con le cose che ci sono da fare, però partendo dal presupposto che l'unico stile è quello di voler bene alle persone che sono qua dentro, ai colleghi, ma soprattutto ai nostri ospiti. I volontari di questo villaggio operano il loro amore adesso a noi che siamo ultimi. Siamo orgogliosi di aver organizzato questa bellissima giornata. Speriamo che abbiamo Bobo, abbiamo il mitico Bobo, abbiamo qua che è il re del Corone. Volevo ringraziare prima tutto lo staff mio, medico, coordinatori e tutto. Ad introdurre la mattinata di festa è stato il vescovo Monsignor Giampio De Vasini con la messa nella parrocchia di San Pier di Canne. Grazie perché ti prendi cura di tanti ragazzi e di tante ragazze, bisognosi di formazione umana, cristiana, professionale. Grazie e buon compleanno. Queste sono occasioni molto belle per sentirsi parte di questo unico villaggio. Siamo in tanti, famiglie, ragazzi, benefattori, è sempre una cosa molto, molto bella. Una giornata che dà un po' di carica al lavoro quotidiano? Sì, dà carica, è occasione di scambio, di senso di unità, è stato molto bello anche la messa in parrocchia, bellissima messa. Quindi poi si riparte fino a qualche prossima tappa. Il prossimo anno ne avremo un po' di occasioni perché entriamo nell'80° e quindi molto bene così. Presentato anche il render della sepoltura di Don Nando Negri negli spazi del villaggio San Salvatore di Cogorno, dove le spoglie del fondatore verranno trasferite per consentirgli di riposare nella sua opera. Verrà preparata nella cappella del centro San Salvatore questo luogo della riposizione dove ha riposto Don Nando. È fatta di alcuni elementi che ricordano un po' la spiritualità di Don Nando, quindi è anche segno della presenza di Dio nella nostra terra, che è passata attraverso a Don Nando, un prete che ha saputo ascoltare la parola di Dio, come era il Vangelo di oggi, beati coloro che ascoltano la parola di Dio. Quindi la prima cosa è ringraziare il Signore per tutto quello che ci dà. Ecco, vedendo anche generazioni diverse, perché in questa storia ci sono passate tante famiglie e tante generazioni, e questo tramandare che lascia portare sempre nel cuore la missione del villaggio, che così anche in giro si ascolta anche tra i più giovani, vogliono bene al villaggio. Di sicuramente questo delle diverse generazioni è un tema del percorso dell'andare verso la maratona per gli 80 anni del villaggio, perché generazioni diverse, con tempi storici diversi, con vissuti anche diversi della stessa esperienza del villaggio, ma quello che appunto dovrebbe aiutarci in questo cammino agli 80 anni è proprio quello che hai detto tu, quella radice comune del villaggio stesso, quel carisma comune di tutti i tempi che è l'accoglienza ai più fragili, andare incontro ai bisogni, intercettarli e soprattutto condividere con la comunità. Una comunità che è una comunità sociale, quindi fatta da tutti gli elementi, di tutte le espressioni di una comunità civile che fanno la società di oggi. E la Chiesa diventa quel seme messo nel campo, quindi questo deve essere quello che attraversa e dovrà attraversare tutti i tempi del villaggio.
Domenica 19 ottobre la parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari accoglierà le telecamere di Teleradio Pace per la trasmissione della messa domenicale in diretta. L'appuntamento è alle 11 al canale 12 di Teleradio Pace. Domenica scorsa è stata la volta della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo. In tutte le comunità l'anno pastorale appena iniziato intreccia la ripresa della formazione per ragazzi e adulti con le iniziative di carità e il cammino personale attraverso le celebrazioni dei sacramenti. Nella parrocchia dei Santi Gervasio a Protasio a Rapallo, che ha accolto le telecamere di Teleradio Pace per la diretta della messa domenicale, questo percorso gode dell'iniziativa di molti fedeli laici. A partire il 16 novembre sarà il catechismo, anzi il catechismo parte prima, ma poi il 16 novembre la festa, inaugurazione con tutti i bambini e i ragazzi. Poi stanno partendo altri percorsi, quello con le famiglie è iniziato ieri sera, inizierà quello sulla la parola di Dio della domenica settimana prossima. Poi stiamo elaborando anche altri percorsi. Uno nuovo sarà un cineforum, che vi sono alcuni laici che vi stanno riflettendo per scegliere i film. Ci sarà un percorso di incontri, di riflessioni. Il primo dovrebbe essere a fine novembre con Enzo Bianchi sul tema della terra promessa, che cosa significa per noi, che valore ha. Fra le varie iniziative c'è il servizio della Mensa dei Poveri, che offre accoglienza e cibo caldo nel salone al piano terreno della Casa della Gioventù, un luogo di fraternità che ha, nello stile dei volontari, il suo punto di forza. Abbiamo molta attenzione nei confronti del prossimo e nei confronti di quelle che sono un po' le persone che vengono un po' scartate, no? Abbiamo all'incirca una quarantina di presenze, abbiamo 26 posti a sedere e poi attualmente facciamo un po' di asporto. Però ultimamente abbiamo ritenuto di togliere un po' gli asporto perché toglie la relazione con il nostro ospite, per cui per dare un senso alla mensa, che sia veramente una mensa dove ci si sta tutti insieme e si consuma per un momento un po' di fraternità, no? Si consuma del cibo e ci sia fraternità. I volontari rendono vivo questo servizio, quanti sono? Sì, certamente, no? I volontari siamo circa una quindicina, che poi variano perché alcune volte si aggiunge qualcuno, qualche volta qualcuno magari è un po' stanco e va via, insomma, però ce la facciamo. La messa, animata dal coro parrocchiale diretto da Simona Gardella, è il tempo in cui la comunità si ritrova. La parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio sorge nel cuore del centro storico della città, che ha più abitanti a Levante. Per questo le sue strutture sono spesso messe a disposizione dei gruppi e delle associazioni cittadine. Il campetto, che si trova all'ultimo piano della Casa della Gioventù, è stato completato e ora la comunità si è posta l'obiettivo di risistemare il salone al secondo piano. Sta mettendo mano al salone di sotto, che ha un buon piano di lavoro, però è costoso e anche questo sarebbe magari da cercare di riuscire a sostenerlo. Parrocchiani, la città, magari anche i comuni e tutto via dicendo, però stiamo cercando di step by step, come si usa dire adesso, andare avanti e cercare di riuscire a fare quello che è necessario, allo stesso tempo però porti anche un luogo di congregazione, di unire un po' sti giovani, anche meno giovani, cercare di riuscire a coinvolgere un po' tutta la cittadinanza. A Sestri Levante la comunità di San Bartolomeo della Ginestra ha celebrato la festa patronale di Nostra Signora del Soccorso, una devozione antica testimoniata fin dal 1700 che oggi si traduce in una fiducia personale nella Madre di Dio. Vediamo. Accogliere Maria fra le proprie cose più care. L'invito del Vescovo Giampio nella festa di Nostra Signora del Soccorso a San Bartolomeo della Ginestra è mutuato dalla traduzione letterale del Vangelo. Sotto la croce l'Apostolo Giovanni accolse la Vergine con sé. Se con Maria e come Maria non frapporremo ostacoli alla potenza d'amore di Dio, se con Maria e come Maria ci lasceremo colmare dallo Spirito di Dio, allora anche con noi, come con Maria, Dio opererà cose grandi.
La Madonna del Soccorso è un aiuto, mi è sempre un po' accanto nei momenti anche difficili della vita, ecco. E quindi ci soccorre e ci viene sempre in mente con i momenti difficili della vita, ecco. Quando qualcosa non va bene, ecco, ci rivolgiamo a lei come madre che ci aiuta. E quindi per noi è anche importante, per la nostra comunità, per i nostri giovani, per i nostri anziani, per tutte le persone che soffrono, ammalate, perché è un soccorso, è una madre che si fa soccorso, che va incontro a tutti i giovani, tutti i bambini, vuole essere per noi proprio una madre che si fa casa per tutti noi, per ogni uomo, e soccorre tutte le persone che soffrono a causa delle malattie. La Madonna del Soccorso rappresenta un punto di riferimento importante. Il soccorso era destinato, richiesto per i naviganti, per i pescatori, per le persone di mare. Ora per le persone di mare ce ne sono tante che passano il nostro mare anche per cercare un porto sicuro, e chiediamo oggi alla Madonna del Soccorso che anche per lei, anche per loro, lei sia veramente dispensatrice della sua protezione materna. Io sono una ex parrocchiana, ma sono comunque parrocchiana sempre, perché chi è stato sotto la parrocchia di San Bartolomeo e sotto la protezione della Madonna del Soccorso lo è per sempre, perché con il suo manto, con il suo sguardo ci assiste, ci ha sempre assistito in tutte le difficoltà e anche nelle gioie. Bisogna sempre ricorrere qui a San Bartolomeo sotto la sua immagine e sotto la sua effigie. Mi sono sposata qui e sento particolarmente questa festa come qualcosa di veramente importante che dà inizio all'anno. Il vescovo ha celebrato la messa solenne in occasione della festa, che è stata anticipata da un lungo tempo di preparazione, scandito dalla preghiera del rosario nelle varie zone della parrocchia, dalla celebrazione dell'Eucarestia e dall'ascolto di esperienze e testimonianze. Un modo per vivere devozione e tradizione dentro l'oggi della fede, perché per i fedeli di San Bartolomeo della Ginestra la fiducia nei confronti della patrona non è solo vita di comunità, ma soprattutto rapporto personale. Per me la Madonna del Soccorso vuol dire tanto. Non appena sono venuta a Sestri, felice di abitare in Via del Soccorso, perché sapevo che c'era la chiesa e la Madonna che ci proteggeva sempre. Oggi è una giornata particolare, è la festa della Madonna del Soccorso e siamo tutti contenti di partecipare e di andare in processione oggi pomeriggio alle 16:30. Sono molto felice di questa giornata perché prima di tutto devo ringraziare la Madonna del Soccorso che mi ha dato tanti soccorsi. 93 anni ho compiuti, perciò ho dei ricordi meravigliosi di questa giornata. La fede che mi ha insegnato i miei genitori, che cerco di tramandarli ai miei figli e ai miei nipoti, è tutto un valore che me lo sento dentro, in queste ricorrenze emerge in un modo sorprendente. Ecco, questo è l'augurio che faccio per me e per tutti gli amici e tutte le persone che in questo giorno faranno visita a questo santuario, che è una cosa meravigliosa. Sono una parrocchiana di San Bartolomeo della Ginestra e come tutti i parrocchiani di San Bartolomeo noi siamo affezionati da sempre, come i nostri padri, i nostri nonni, alla celebrazione della Madonna del Soccorso, a cui noi rivolgiamo veramente sempre la nostra preghiera sincera che ci soccorra in questa vita, in questo mondo che sembra essere sempre più difficile. Tiriamo avanti le tradizioni lasciate dai nostri genitori, è una cosa che ci commuove sempre, ci ispira a mantenerci un po' più tranquilli il possibile e
Oggi è una bella giornata, ci è girato tutto bene. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.